In questa guida vedremo come configurare l'applicativo Integra Control per dispositivi Android o iOS partendo da una nuova installazione. Innanzitutto vediamo come sia possibile proteggere con password l'apertura dell'applicativo switchando verso destra la voce appunto protezione con password. Selezionando nuova centrale ci verranno richiesti dei dati. Questi dati possono essere di due tipologie, ovvero a connessione diretta o a connessione tramite SATEL server. A seconda delle impostazioni del vostro impianto sarà possibile conoscere ed immettere questi dati. La connessione di tipo diretto necessita di alcune caratteristiche. Una connessione tramite indirizzo IP pubblico o DIN DNS. Dalla pagina di immissione dei dati dovremo infatti inserire un indirizzo IP valido o un nome DIN DNS assegnato, il numero della porta assegnato alla centrale e la chiave di sicurezza GuardX Java Key assegnata alla centrale. Andremo poi a selezionare la lingua ed il metodo di importazione di eventuali macro istruzioni. Per la connessione manuale tramite SATEL server invece dovremo inserire MAC address e ID della nostra centrale, dati questi che vengono assegnati direttamente dalla centrale in maniera univoca. Ulteriormente inserire la GuardX Java Key assegnata dall'installatore alla centrale, selezionare la lingua ed il metodo di importazione delle macro. Nell'ultima release di questo applicativo è stata resa disponibile la connessione tramite QR code. Questo tipo di connessione richiede come unica operazione quella che il nostro dispositivo mobile riprenda attraverso la fotocamera il codice QR prodotto dalla nostra centrale. In modo assolutamente automatico, questa operazione introdurrà nell'applicativo tutti i dati richiesti. La lettura del QR code prevede l'ulteriore immissione di un codice di verifica fornito assieme allo stesso codice QR. Nell'ultima pagina di questa guida abbiamo voluto inserire un promemoria dati perché vengano salvati dal cliente e conservati tutti quei dati, indirizzi e codici necessari per essere reso autonomo. Ricordandovi che questa guida è stata realizzata in modo autonomo dagli installatori Specialist Veneto, Davide e Daniele, vi invito a visitare i nostri siti www.mdsistemi.com e www.antonellosergio.it. Grazie.